Dico tutto questo perché credo che la sinistra in Italia e in Europa debba porsi questa centralità del tema. Un modello nuovo di società, un progetto di società che sia credibile e fondato su altri elementi. Uscendo, per molti aspetti, da questo perverso meccanismo, modernismo-antimodernismo, in cui pare che l'alternativa sia o essere passatista e conservatore, e in questa interpretazione voglio dire è chiaro che un pezzo della sinistra ha perso la capacità di rappresentare la società, lo dico con molta chiarezza, voglio dire rispetto anche a certe posizioni della sinistra che in questi paesi, che in questi anni ha perso via via terreno e capacità di pesare politicamente, ma anche rispetto invece all'altra lettura, quella del liberismo e dell'assunzione realistica, tra virgolette, del modello così com'è, pensando che lì dentro si potessero aggiustare le cose. Ecco, penso che lì dentro ci sia tutta la contraddizione della sinistra oggi, che non può essere interessante se rappresenta lo stesso modello, lo stesso orizzonte del capitalismo così come l'abbiamo conosciuto a livello globale in questi anni, ma dall'altro non può essere interessante neppure se semplicemente ha nostalgia del passato e guarda indietro invece che guardare avanti. Ecco, Sinistra Ecologia e Libertà ha questa ambizione di voler lavorare e assumere la sfida di trovare una nuova modalità. Non farlo da solo evidentemente, perché l'autoreferenzialità sarebbe esattamente l'incapacità di avere ricchezza e originalità di pensiero. Guardando invece a quelle che sono le pratiche sociali, così come si stanno affermando, le buone esperienze che si stanno determinando. E c'è in giro, guardate, molta più ricchezza da un punto di vista dell'interrogarsi, della ricerca su nuovi modelli di organizzazione sociale ed economica di quello che noi possiamo pensare. Certo bisogna cambiare occhiali, gli occhiali della politica così come l'abbiamo conosciuta finora sono occhiali non adatti, perché sono incapaci, sono occhiali che producono una miopia quasi inevitabile nello stare in una contingenza quotidiana, in un dibattito in cui la referenzialità è soltanto con i propri simili e quello che accade attorno e fuori non viene assolutamente letto. Allora, rispetto a questo, i segnali che stanno, penso, in moltissimi gruppi che in qualche modo stanno avviando anche riflessioni e pratiche su modelli di consumo alternativi, su modelli di produzione. Il grosso dibattito europeo che deve comunque coinvolgere l'Italia, non si capisce perché questo non accada, su cosa significa anche probabilmente un modello di sviluppo che assume fino in fondo la crescita non come un valore in sé, E guardate che questo sta nella attualità del dibattito politico, perché quando pezzi della sinistra di questo paese, mi rivolgo in maniera non polemica al Partito Democratico perché oggi comunque è un pezzo importante dell'interlocuzione che noi dobbiamo costruire, quando sull'accordo Fiat si dice ma la possibilità di 1 miliardo di investimenti da parte di Marchionne significa per esempio la possibilità di portare produzione ad alto valore aggiunto, cioè la produzione di SUV in questo paese. Ecco, io penso si stia andando nella direzione esattamente opposta di quello che è il modello che noi dobbiamo ricercare. Ma pensate davvero che questo paese sia un paese in cui la mobilità dei prossimi anni si costruisce sulla produzione di SUV? O la logica è semplicemente di essere un paese di trasformazione per altri? Così come vogliamo essere la Corea del 2020? Ecco, io penso che su questo effettivamente ci deve essere un dibattito serio. Allora riaprire un cantiere della sinistra significa effettivamente andare oltre le subalternità culturali di cui la sinistra è stata vittima in questi anni. Ci vuole coraggio intellettuale, ci vuole capacità di ascolto e capacità di dar voce anche alle voci scomode che probabilmente dicono che questa politica così com'è non li rappresenta più. Ci vuole una strategia politica per l'oggi. Allora io penso su questo, e questo va applicato evidentemente, perché questo è un congresso comunale innanzitutto qui a Venezia, sulla questione del dialogo tra chi si colloca in un orizzonte di centro-sinistra e direi in particolare quello che è il dialogo con i partiti e con i soggetti politici più vicini dal punto di vista della geografia politica. Io penso che il PD debba necessariamente uscire da una fortissima crisi di identità che lo percorre.
Sono contraddizioni che probabilmente per certi aspetti stanno già all'origine della costituzione di questo partito, ma il PD deve oggi scegliere tra l'essere autenticamente riformista, essere autenticamente capace di assumere una visione nuova dell'Italia e delle scelte che il Paese ha di fronte, oppure invece appunto questo realismo liberista che in qualche modo adatta tutto. Ma le contraddizioni stanno anche nella scelta tra essere un partito laico o un partito all'interno del quale una componente importante continua a ragionare con logiche confessionali. Ecco, io penso che questo sia una questione centrale. E ancora, il PD deve assumere la sfida di ragionare su cosa significa essere portatore di un'idea davvero di società, che è chiara e percepita come tale da parte della società italiana, oppure semplicemente un'organizzazione politica, passatemi il termine non offensivo, consociativa. A questi nodi, a questi dilemmi occorre dare una risposta, senza paura di scontentare qualcuno, perché altrimenti nella logica delle facili ingegnerie politiche, degli azzeccagarbugli della politica, non si va lontano. E credo che in questo non c'è bisogno di essere dei rottamatori, perché il problema non sono le persone, ma sono le idee. Dobbiamo rottamare, probabilmente, molto vecchio ciarpame dell'armamentario politico con cui si continua a ragionare nonostante si tengano discorsi diversi. Penso che vada risolto questo problema. La credibilità della politica è nel rimettere assieme dispositivi retorici con pratiche politiche effettive. E per questo, e su questo, ripeto, SEL vuole ragionare con il Partito Democratico anche a livello locale, perché ci sono poi delle questioni che vanno verificate dal punto di vista della credibilità rispetto all'elettorato, rispetto ai cittadini veneziani. Ma mi rivolgo anche all'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori evidentemente ha rappresentato in una certa fase un punto importante dal punto di vista anche del rinnovamento della politica. Lo dico rispetto alla spinta legalitaria che evidentemente è la battaglia per la legalità che l'Italia dei Valori ha rappresentato. Ma oggi tutto questo non basta più, perché il problema non è soltanto mandare a casa Berlusconi, è produrre, ripeto, un'alternativa al berlusconismo come dispositivo culturale. E allora su questo bisogna avere chiarezza, perché quando un pezzo del TV sostanzialmente ha sottoscritto e aderito all'ipotesi Marchionne, mentre un altro pezzo non lo ha fatto, lì dentro probabilmente si insinua una lettura diversa delle strade che si possono costruire. E lo stesso dicasi, e questo lo dico con molta chiarezza anche rispetto alla Federazione della Sinistra, deve avere il coraggio di ragionare in termini di prospettiva e non soltanto di gestione di una posizione. E bisogna avere quindi il coraggio anche probabilmente per certi aspetti di bruciare alcune navi dietro di sé per poter avanzare in una terra incognita. Allora, tutto questo in termini di dibattito non può avvenire a freddo, in logiche di alleanza, deve avvenire in un grande dibattito politico aperto. E noi pensiamo che le primarie delle idee, ancor prima delle persone, siano una buona occasione, una buona opportunità, perché sia quello il luogo in cui si aiuta all'interno dei singoli partiti a far vincere chi vuole veramente rinnovare, cambiare, costruire una prospettiva diversa rispetto a chi semplicemente ha interessi di autoriproduzione di se stesso o di piccoli gruppi. Le primarie sono una grande occasione e se veramente vengono condotte come un grande dibattito aperto a sinistra e nel centro-sinistra, primarie di coalizione, evidentemente neppure chi esce sconfitto dalle consultazioni, non c'è un vero sconfitto dalle consultazioni, perché comunque la scelta delle migliori idee e la scelta delle migliori persone sarebbe un interesse di tutti. Su questo voglio dire anche una cosa importante rispetto a cosa è oggi Sinistra Ecologia e Libertà. Da molte parti ci si dice ma in realtà voi siete un partito che praticamente non esiste, è Vendola la figura vera cardine, è il leader carismatico che in qualche modo vi costruisce anche un percorso e rende agevole probabilmente anche una capacità di visibilità politica. Ecco, io penso che la nostra non è una battaglia sulla persona Vendola, non abbiamo bisogno di salvatori della patria, non crediamo che la sinistra culturalmente si ritrovi in una logica leaderistica e populistica. Lo stesso Nichi Vendola, guardate, all'iniziativa che abbiamo realizzato qui il 17 dicembre allo UAV,
mentre qualcuno lo apostrofava dal palco come leader, come nostro leader, mi ha sussurrato all'orecchio: non amo la parola leader. Ecco, io credo, perché Vendola viene da lontano, ha una tradizione, ha radici profonde nella sinistra, sa bene che non basta un uomo o una donna, una persona, per in qualche modo cambiare una prospettiva politica. Certo, Vendola è una grande ricchezza per il nostro partito, lo è perché è un'opportunità, perché sa narrare e sa parlare alle passioni, ai sentimenti delle persone, non soltanto freddamente. Ma questa grande opportunità che ci apre quindi la possibilità di un dialogo deve poi andare più in là, essere in grado di costruire, ripeto, una prospettiva, un progetto di società, essere in grado di innervare delle proposte politiche praticabili e spendibili. Allora, lavorare per un progetto di società significa dare risposte in maniera molto chiara. Certo, non è la logica dell'autarchia rispetto ai processi di globalizzazione, è stare nel mondo, ma meglio, non peggio. E questo credo sia il grande tema rispetto al quale bisogna che la sinistra riprenda la propria vocazione internazionalista, la propria capacità di leggere, di parlare, di dialogare con il mondo, ma sapendo che lì dentro si devono costruire forme di alleanze, blocchi di interessi tra quelli che oggi sono le vittime dei processi di globalizzazione, pezzi di classe operaia, di realtà operaia nei diversi paesi, perché non è pensabile che oggi l'unico o gli unici che dialogano e in qualche modo costruiscono ponti siano esattamente i padroni del vapore, quelli che decidono, per cui Marchionne oggi è a Torino e dice agli operai o così oppure me ne vado, e la sera a Brasilia a discutere, come ha fatto con Lula o con Dilma, la nuova Presidente del Brasile, sui nuovi investimenti nello Stato di Teofilo Otoni. Ecco, io penso che su queste questioni noi dobbiamo essere capaci probabilmente di rilanciare anche quello che era stata la ventata molto interessante di Porto Alegre dal punto di vista dei movimenti globali internazionali, perché altrimenti la chiusura, in questo vince la Lega, vince la logica del protezionismo, vince la logica della piccola patria, della logica degli interessi dei vicini contro i nemici, e questo un interprete e un teorico di questo è sicuramente l'attuale Ministro dell'Economia e Finanze Tremonti.